Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con lo sport, ma noi come ben sapete non parliamo solo di sport, ma cerchiamo di fare gli abbinamenti, ovvero sport, cultura, territorio, ma tutto quello che può essere comunque legato alla bicicletta. Abbiamo infatti il piacere di avere con noi Graziano Dall'Acqua, che è presidente della Proloco di Cimadolmo, presidente storico, ormai insomma ti conosciamo da tantissimi anni e sappiamo che sei super attivo. Cimadolmo è veramente una grande città dello sport perché avete una serie di impianti come pochissimi comuni. Buongiorno a tutti. Certo, in questi anni le amministrazioni comunali hanno fatto un centro sportivo che è veramente importante perché non manca nessun sport. E Assolutamente. oltretutto abbiamo anche campioni italiani e anche arrivati secondo i mondiali di pattinaggio Già è vero perché c'è che, una grande che tradizione si anche di allenano là da pattinaggio. noi, quindi c'è una grande cittadella dello sport. Anche perché noi che parliamo sempre di ciclismo, pattinaggio si va su ruote, le Eh, biciclette si va su ruote, quindi ci siamo alla Non perfezione. dimentichiamo che anche a livello femminile, oltre ad avere campioni del suo tempo come Gianni Giacomini, adesso abbiamo la Sì. Soraya Paladin, Paladì, che è esatto. Poi comunque ricordiamo Gianni Giacomini, campione mondiale mondiale di su dilettanti. strada dei dilettanti Valkenburg 1979, ma l'anno prima da junior aveva vinto anche il mondiale a cronometro, quindi sono ben Quindi informata. Cimadolmo è ben insediata nel mondo dello sport e anche del ciclismo, Poi chiaramente. Soraya Paladin, che è campionessa, Ha fatto le insomma l'abbiamo... Olimpiadi con la nazionale, eccetera. Ecco, proprio per questo motivo noi facciamo un'iniziativa, se posso, Sì, assolutamente, sei qui per questo il 25 il aprile. 25 aprile, grazie alla tradizione delle ruote e Sì, alla tradizione del prodotto tipico che è l'asparago bianco l'asparago di di Cimodolmo, Cimadolmo. virtualmente facciamo un collegamento sport e prodotti tipici. Praticamente fate il tour Veneto lungo la via dell'asparago, Sì. in bicicletta, Cosa vuol dire? Che noi andremo a partire il 25 dal ponte di Bassano, il 25 aprile, coinvolgendo appunto l'asparago di Bassano, passiamo per Terro Branco, ci fermiamo chiaramente a Badoere, un che è altro altra prodotto città IGP, dell'asparago, un'altra dove città però dell'asparago, ricordiamo che comunque il primo maggio fanno una classica per juniores. e torniamo poi passando per San Biagio a Cimodolmo, che oltre a Sellarivo è l'asparago bianco di Cimodolmo. Quindi cosa vuol dire? Con le biciclette andiamo a unire anche i tre prodotti, facciamo una cosa unica, ecco. Poi ricordiamo che passa anche il Giro d'Italia Donne per Il Cimadolmo. 31 maggio noi siamo pronti a cogliere il passaggio. Il passaggio, esatto, anche perché passa proprio davanti alla casa di Soraya Paladin e quindi Come si suol dire, siamo pronti, siete pronti. stiamo solo aspettando. Insomma, Graziano, perché c'è così veramente tanto fermento nello sport a Cimadolmo? Forse perché proprio nasce storico, penso che la svolta iniziale sia nata proprio con Giacomini, Che che però faceva atletica. Se tu però, non lo sapevi, no, io lo questo so, no. faceva atletica, perché me lo ha raccontato diverse volte, faceva atletica, si allenava sul Piave, poi ebbe un problema a un ginocchio e gli dissero di cominciare a correre in bicicletta, ma quando uno è campione in ogni Campione. caso. E questo poi ha messo in moto forse tutta questa serie di iniziative, poi come dicevo l'amministrazione ha costruito prima la palestra, poi il patinodromo, tutti i campi, cioè tutta questa cittadella che così è aperta a tutti i tipi di sport. Poi purtroppo ricordiamo anche le persone che non ci sono più. Un mese fa circa è venuto a mancare il papà di Mauro Bettin, che è stato un corridore di altissimo livello professionista. Il papà era nato a Cimadolmo ed è stato un Sì. professionista. Quindi, insomma, Cioè Cimodolmo dà origini allo sport. allo sport e alle due ruote. Insomma, avete deciso di abbinare la bicicletta con Sì. l'asparago. Diciamo è un gemellaggio che abbiamo voluto fare proprio perché a livello gastronomico è difficile mettere assieme tre asparagi per motivi Sì, logistici, sì. però in bicicletta fare tutto in un giorno e unire questi tre città dell'asparago è Ma una cosa unica. questa pedalata che e parte, vedo anche nel dépliant che ci hai gentilmente portato, parte alle 9:30 dal ponte di Bassano. Chi vi può partecipare? Allora, chiaramente tutti. Certo che le strade non sono chiuse al traffico, Ecco, qui appunto eh, diciamo questi c- dettagli cioè importanti. le strade non sono chiuse al traffico, facciamo
70 ciclabile, Sì. possono partecipare tutti. Certo, noi abbiamo gente che da Cimolmo va a Bassano in bicicletta, poi vuole Poi torna tornare indietro. indietro. Se hanno voglia di farlo. Qualcuno va in macchina, Sì. tipo so che Zero Branco li accoglie prima e li accompagna a Baviera, cioè possono partecipare tutti. Tutti. Avete già un'idea di quanti ci sono, dei No, non lo so, partecipanti? sai che questo dipende molto dal tempo. Sì. Certo, noi non vogliamo fare le 50-100 persone, perché poi è difficile gestirle, ma le Sì. 20-30 persone che portano in alto la bandiera del Tour dell'Asparago, Ma penso. avete fatto anche delle maglie commemorative? Ci state Sì, pensando? no, le abbiamo fatte. Avete fatto tutto, siete super organizzati, Sì, abbiamo quindi fatto di gilet con la scritta Tour dell'Asparo, in modo che uno vede il ciclista, sa sta cosa sta attento. facendo. La strada che fate da Bassano, cosa fate per Rossano? Dobbiamo andare a Transitate? Zero Branco, Ah, andate per Zero Branco, Badoere, San Biagio e poi Cimadolmo. a Cimadolmo, poi ci sarà una classifica oppure No, una grande risottata con gli sì, asparagi, diciamo uova e che asparagi. sulla partenza di ogni tappa ci sarà il consorzio dell'Aspargo di competenza, le autorità. Probabilmente quest'anno avremo anche una compagine di Trivigiani nel mondo, Anche, a sì. unire proprio anche la storicità di tutto, ma non ci sono premiazioni. Quindi dal 23 aprile, ovvero da quando va in onda la nostra trasmissione fino al 3 maggio, ci sono una serie di iniziative a Cimadolmo dedicate all'asparago, Sì, siamo arrivati alla 51esima mostra. che non è poco. Il 26 facciamo il taglio del nastro, sempre in piazza, e soprattutto quest'anno abbiamo anche un gruppo folcloristico che arriva da Firenze. Come mai da Firenze? Così, perché vi piaceva. No, abbiamo avuto dei contatti, così anche per dare un po' di vita, cioè fare un qualcosa di diverso, Di diverso. che è Beh, quello che noi contiamo. l'iniziativa del Tour Veneto lungo la via dell'asparago è bellissima. Beh, ad esempio c'è la via Querinissima che parte da Vicenza e arriva alle isole Lofoten per il baccalà. E lì ci sono un po' più di chilometri da pedalare. Qui invece cosa sono, una cinquantina più o No, meno? Sì. no, allora, allora, da Bassano arrivare a Cimodolmo seguendo le ciclabili, il percorso vanno dai 100 ai 105. Ah, ecco, 105 km, insomma, si fanno una bella pedalata e l'accoglienza come sarà? E poi siamo veramente in chiusura. Beh, ho visto l'edizione scorsa, anche se era un po' più ridotta, dove arrivano i, i ciclisti, c'è tanta gente che li aspetta, li salutano. Abbiamo sempre probabilmente il sindaco o Beh, l'accoglienza ovviamente sì, dell'amministrazione, anche se comunque è il 25 che sono tutti impegnati con altre. manifestazioni, insomma. Però abbiamo sempre trovato sia di pubblico che Mentre di in chiusura per il 31 maggio, in relazione al passaggio del Giro d'Italia Donne, come siete organizzati? tutto quello che serve. Tutta una sorpresa. Stiamo Quindi, aspettando anche di avere la conferma se c'è un traguardo volante. addirittura, ecco, questo è importante. Sì, perché in Quindi base se c'è il traguardo volante o no, attrezzate tutto quanto. abbiamo piano A e piano B. Piano Siamo A e piano prontissimi. B, comunque Cimadolmo si veste di rosa per il 31 maggio. E anche questo ci stiamo pensando. Ci stiate pensando. Sì, no, più che pensando, stiamo organizzando, che è un po' State, diverso. state organizzando. Bene, ringraziamo Graziano dall'Acqua, presidente della Proloco di Cimadolmo, e ribadiamo chi volesse il 25 aprile alle 9:30 partire dal Ponte di Bassano e fare tutta la linea dell'Asparago fino a Badoere e ovviamente a Cimadolmo, con l'arrivo a Cimadolmo, sono tutti attesi. E se uno Quindi, non ce la fa, può fare il percorso che ritiene opportuno. che ritiene opportuno. Grazie e al prossimo Grazie a voi. appuntamento.